Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme i peperoni ripieni alla siciliana. La chef è d'eccezione perché è la mia mamma. Gli ingredienti sono peperoni tondi, pane grattugiato, pomodoro a filetti senza la buccia e senza i semi, formaggio, va bene una scamorza o un provolone, prezzemolo, sale, pepe o l'extravergine d'oliva, pecorino e o parmigiano grattugiati. Innanzitutto prepariamo la farcia, mescolando il pane grattugiato con i formaggi grattugiati, il prezzemolo, il pomodoro, un po' di pepe, un po' di sale fino e poi tanto olio di oliva extravergine quanto necessario per ottenere un composto che sia morbido, soffice e sgranato. Assaggiatelo perché deve essere saporito ma non salato. Pulire i peperoni eliminando la calotta superiore che va conservata, quindi togliendo le parti bianche interne, i semi e i filamenti. Quando tutti i peperoni saranno puliti, ungere con un po' di olio una teglia, mettere sul fondo un pizzico di sale e farcire i peperoni con il pane grattugiato, un pochino di formaggio, ancora pane grattugiato e poi dovete pressare leggermente. La farcia deve essere compressa ma non troppo, altrimenti risulterà asciutta. Coprire ogni peperone con la sua calotta e infornare a 200 gradi in forno statico per 30 minuti. Ed ecco, buon appetito!